speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostra ospite Stefania Barbieri, ben trovata, grazie per essere con noi. Grazie a lei per l'invito. Stefania Barbieri, candidata per il movimento Noi con l'Italia nel collegio plurinominale del Senato Veneto 2, il collegio delle province di Verona, Vicenza e Padova. Stefania Barbieri è un concetto a cui si fa spesso appello, quello anche di una collaborazione pubblico-privato, di una rete tra soggetti del territorio, appunto istituzioni, imprese, cittadini, insomma un concetto, come dicevo, evocato da molti, che però spesso poi rimane anche sulla carta. Ma guardi, io faccio sempre riferimento alla mia esperienza personale. Io sono una donna del territorio, una donna normale che ha una famiglia, dei figli, un'attività, e ho avuto la fortuna di avere questo ruolo istituzionale che mi è stato dato, e quindi svolgo questo ruolo di consigliere di parità in provincia. Quindi ho visto un mondo diverso da quello a cui ero abituata a vivere, e mi sono resa conto che i cittadini non sanno che cosa succede nelle istituzioni. C'è proprio una sorta di pannello, che di blocco tra le istituzioni e la società. Questo non è una bella cosa, perché noi abbiamo bisogno delle istituzioni, perché le istituzioni fanno parte della nostra vita, la politica fa parte della nostra vita. Infatti io quando sento parlare, le persone dicono io non voglio sentir parlare di politica, è la cosa più sbagliata che ci sia, perché noi dobbiamo assolutamente dare la nostra opinione ed essere noi il parte attiva per eleggere chi ci rappresenta. A parte questo, tornando alla trasparenza, dicevo, io da poco tempo ho capito effettivamente come funziona un Parlamento, e questo perché probabilmente nessuno di noi chiede, o forse nessuno ci spiega effettivamente come funziona. Ecco, quindi a me piacerebbe che le istituzioni fossero più aperte in questo senso nei confronti dei cittadini. Probabilmente se ci fosse questa apertura, se ci fosse questa conoscenza di come funzionano effettivamente le istituzioni, probabilmente ci sarebbe anche un po' più di senso di appartenenza a questo paese. Quindi non sapere che cosa succede nei luoghi di potere e nei luoghi decisionali non solo ci estromette dalle decisioni, ci estromette dalla vita quotidiana, ma anche ci dà un senso di non appartenenza a questo paese. Io non so negli altri paesi, sinceramente, non mi sono mai preoccupata di verificare, però io mi sento italiana, sono profondamente radicata al mio territorio. Noi abbiamo una storia che è straordinaria, la storia dell'Italia è una storia che ha millenni. Abbiamo un patrimonio dal punto di vista architettonico, dal punto di vista paesaggistico, abbiamo un'industria enogastronomica che è incredibile, un'industria turistica che, se fosse potenziata, potrebbe essere veramente la prima industria del paese. Ma tutto questo funziona se funzionano le istituzioni, perché poi noi, anche per portare i turisti, abbiamo bisogno delle infrastrutture, abbiamo bisogno dei treni, delle strade, eccetera. Quindi se non c'è questa conoscenza da parte del cittadino, della società, di come funzionano le istituzioni, è anche difficile fare impresa. È molto difficile fare impresa. E poi c'è tutto il tema della disaffezione dalla politica, ne accennava en passant anche lei poco fa, insomma inutile negarlo, una delle preoccupazioni condivise da tutti anche in vista delle ormai imminenti elezioni è proprio quella dell'astensionismo. Insomma, si dice l'astensionismo maggior partito d'Italia. Questo secondo lei è dovuto anche proprio a una scarsa informazione, a una scarsa trasparenza, come diceva prima, cioè il cittadino non sa alla fine, non sa più forse che cosa si fa in Parlamento, e quindi dice allora perché devo andare a votare per un ente lontano di cui non capisco l'utilità? Sì, io credo che la responsabilità sia di tutti, sia del cittadino che magari si informa poco, e sia anche delle istituzioni
e da chi le rappresenta evidentemente, magari danno per scontato che alcune cose si conoscano, si sappiano, in realtà non è così. Quindi io direi più consapevolezza, maggiore conoscenza del proprio paese, maggiore volontà di incidere in questa società, in questo paese, maggior voglia di essere una voce anche all'interno di questo paese. E ovviamente tutto questo comporta dei sacrifici, perché non è facile chiedere, non è facile mettersi in discussione, non è facile nemmeno candidarsi, perché io stessa sinceramente ho avuto grandi difficoltà, perché poi si è bersaglio anche dal punto di vista personale di persone, insomma, da parte di commenti anche spiacevoli. Ecco, una cosa che io ho notato molto è proprio una caduta dal punto di vista etico e dal punto di vista comportamentale, perché io posso avere un'ideologia diversa, anzi per fortuna che insomma siamo in tanti e abbiamo tante ideologie, ma la dialettica politica funziona solo se rimane nei termini della dialettica politica, non se si va nell'ambito personale, perché poi quando si sconfina nell'ambito personale ritengo che sia veramente una mancanza di rispetto. Anche questo credo che dovremo veramente farci un esame di coscienza, perché l'esempio che noi stiamo dando anche in televisione di tutte queste malversazioni, di tutti questi confronti che sono basati soprattutto sul discredito personale, non va bene come immagine di società, ma non va bene dal punto di vista educativo per i nostri ragazzi che ci guardano. Abbassare i toni, quindi in campagna elettorale e forse anche in altre occasioni. Sempre, i toni devono sempre restare moderati. Ripeto, ci può essere la discussione, ci può essere il confronto, sicuramente ben vengano le ideologie diverse, però ci vuole educazione e rispetto tra le persone. Anche a livello locale, come vede la situazione? Ma noi veneti, diciamo, siamo delle persone, come potrei dire, tutte abbastanza ben educate. Io non posso dire che vivo in un ambiente di persone maleducate o di un... Però purtroppo, siccome noi abbiamo di esempio i media, se i media ci riportano soltanto questi aspetti, lei quando sente, scusi se siamo in radio ma non dovrei dirlo, io spesso quando ascolto la radio, quando ascolto la televisione o quando leggo i giornali vengono riportate solo le notizie negative, solo le notizie che creano scalpore. Perché non riportare anche delle notizie positive? L'Italia è piena di esempi positivi. Noi abbiamo una rete di solidarietà, soprattutto in Veneto, che è una cosa straordinaria, soprattutto in Veneto, straordinaria. Abbiamo un'accoglienza nei confronti delle persone che è veramente, non dico unica al mondo, ma molto rara. Ecco, quindi valorizziamo le cose belle, cerchiamo di, se lei vive in un mondo bello, è portato a comportarsi bene, a parlare in maniera educata o no. Se noi viviamo in un contesto dove ci sono le persone che sono sgradevoli, che non si comportano bene, siamo portati ad appiattirci, no? A essere come loro. E allora sicuramente un impegno da raccogliere, quello a cercare di valorizzare il bello e il buono che nonostante tutto c'è anche nella nostra società. Grazie a Stefania Barbieri per essere stata nostra ospite, grazie. Grazie. Stefania Barbieri, lo ricordo, candidata per Noi con l'Italia nel collegio per il Senato Veneto 2. Ringrazio soprattutto voi per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento con i prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni, interviste e commenti sulle prossime elezioni.